Era da molto tempo che l'Associazione per i Monumenti Domenicani desiderava riprendere questa tradizione del presepe nel campanile di San Domenico, anche perché il campanile di San Domenico è particolarmente vicino all'associazione, essendo l'unica cosa rimasta del grandissimo maestoso convento di San Domenico. E quindi siamo partiti in poco più di un mese. Devo dire che avremo naturalmente qualche critica, ci sarà qualcuno che dirà che dovevamo fare diversamente, che potevamo farlo in un altro modo, però dobbiamo dire che l'abbiamo realizzato in un mese e l'anno prossimo il sindaco ci ha già detto, ci ha pregato già di rinnovare questa cosa, per cui cercheremo di migliorare. 1221 San Domenico passa per Mantova, in visita alla comunità cacara e andrà a morire lo stesso anno a Bologna. 1304 il mantovano beato Giacomo Benfatti del convento di San Domenico viene nominato vescovo della città di Mantova. 1460, dopo l'ampliamento rispetto agli originali edifici dedicati a San Luca e a San Domenico, vengono consacrati il convento e la chiesa. 1466 viene completata la costruzione del campanile. Ci sono delle cose curiose del tipo quelle due statue, la Madonna e San Giuseppe, le abbiamo recuperate dai Carmelitani che le hanno ereditate dalla San Vincenzo, e il priore mi ha fatto promettere che gliele avrei restituite, nel senso che era preoccupato per queste statue. In verità erano monocrome, noi abbiamo provveduto a pitturarle, a dipingerle perché ci sembrava più adeguato. Abbiamo aggiunto un paio di pastorelli, abbiamo fatto una raccolta, tant'è vero che il piccolo gruppo che si è preoccupato di questo si è posto il problema: non è che facciamo una cosa peggiore piuttosto che non far niente. Ci siamo posti questo problema, ovviamente ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, mi pare che il risultato sia decente e decoroso, l'anno prossimo sarà meglio di quello che è avvenuto quest'anno. Riprendere una tradizione che si fermò nel 2012 col terremoto è il segno di una speranza, di una fiducia, della volontà di, attraverso la nostra cristianità naturalmente, non solo di tenere unita la nostra comunità e di dire che ci siamo. Questo è un Natale naturalmente diverso, un Natale che costringerà tante famiglie a non poter stare insieme, a non poter stare unite, costringerà la nostra città nella sua dimensione collettiva naturalmente a non poter essere vissuta come siamo abituati nel periodo natalizio. E ciò nonostante vogliamo che sia un Natale nel quale i valori della nostra comunità e anche le luci della nostra città non si spengono. Ringrazio l'Associazione Monumenti Domenicani per aver condiviso questo progetto che aiuterà anche a far conoscere a molti mantovani che magari non conoscono bene la storia del campanile di San Domenico, una storia importante per le tracce della nostra civiltà mantovana.